Carnevale ha preso ufficialmente il via ieri sera con un corteo di 20 imbarcazioni lungo le acque del Canal Grande, uno spettacolo di luci e colori per un lento ritorno alla normalità. Aria di ripresa post-pandemia nei porti del veneziano. Nel 2021 Venezia segna quasi l'8% in più dell'anno precedente. Molto bene anche Chioggia, più 16%. Bollette, aumenti devastanti anche per i comuni, servono fondi del governo, l'appello di Anciveneto che aspetta una risposta dal Presidente del Consiglio Draghi. Festa abusiva in un casolare di Campania all'insaputa del proprietario. Per interromperlo è stato necessario un vasto dispiegamento di forze fra carabinieri e polizia. Continuano le polemiche sui nudi comunali a Venezia. La UIL attacca le disposizioni di Cafarsetti in occasione dello sciopero di metà febbraio, in particolare per l'assistenza ai bimbi diversamente abili. Ancora una volta le donne hanno dimostrato di essere il futuro del mondo, è il commento del sindaco Brugnaro dopo l'elezione di Miss Italia al Casinò, è la ventenne napoletana Zeudi Di Palma. Basket, deludente Reyer al Tagliercio, perde contro Varese 82-93, una sconfitta in campionato che sconforta i tifosi e il coach Oro Granata. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana il tema di queste ore che riguarda tanti lavoratori in Veneto, anche in provincia di Venezia. Sono migliaia quelli che potrebbero essere interessati dal nuovo obbligo di Super Green Pass che scatterà domani per tutti i dipendenti over 50. Si temono ripercussioni per le aziende e per il settore dei servizi dalla laguna alla terraferma e noi vi chiediamo su questo la vostra opinione. Over 50 non vaccinati a casa senza stipendio, è giusto? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto 0422 1626 690. Come sapete chi non è dotato di Super Green Pass rimarrà a casa senza stipendio, senza quindi nessun tipo di ritorno economico e quindi vi chiediamo, anche stando alla curva epidemiologica, è giusto sì o no? L'esito del sondaggio questa sera a Ring in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Ma ci sono anche le notizie positive come quella che vi diamo questa sera in apertura. È partito il Carnevale di Venezia, un carnevale diffuso ma che segna già un risultato molto positivo. Il Carnevale di Venezia è iniziato col botto. Ha preso ufficialmente il via ieri sera con un corteo di 20 imbarcazioni tipiche della laguna veneziana scivolate lungo le acque del Canal Grande, in un percorso che ha visto il momento clou quando una sfera volante illuminata è stata liberata per ondeggiare sopra il bacino di San Marco. L'opening parade di Remember the Future è partita alle 19 da Cave Indramin Calergi, un evento che volutamente non era stato annunciato e che insieme agli altri segna la rinascita del Carnevale. Se l'è goduto chi per sbaglio passava lungo le rive del Canal Grande o attraversava i ponti. È stato un bel corteo perché sembrava quasi nella spontaneità della serie vado, vogo, faccio e mi diverto, e chi magari passa di là può partecipare assistendo. È stato bello, è stato un grande gioco di luci nella piena tradizione che è quella che noi vogliamo far continuare, quindi nella sua originalità e senza alterazioni, immancabilmente aperto come ogni anno dalla Pantegana, che è la regina del carnevale veneziano, e sull'acqua, che è il luogo più idoneo, diciamo, per dichiarare l'apertura del carnevale veneziano. Presente anche Mara Stefanuto, Maria del Carnevale 2021, su una grande altalena con un costume creato appositamente per l'occasione dall'atelier di Stefano Nicolao. Ritorniamo anche alle origini, o meglio, quello che è un carnevale che si può vivere ovunque e non soltanto in piazza San Marco, va bene, ma che può essere sicuramente diffuso in questo modo e dare occasione a chiunque in qualsiasi punto di Venezia si trovi comunque di trovare un qualcosa di aggregante e coinvolgente, va bene? Quindi distribuito nella città.
terraferma e laguna, a partire dai teatrini nell'ambito di Venezia Wonder Time con gli artisti di strada. E i prossimi giorni saranno una continua sorpresa. Tante le presenze turistiche, dicevamo, ma per gli alberghi è prematuro parlare di ripresa. Con l'avvio del carnevale sono aumentate anche le presenze a Venezia. Sabato la polizia locale ne ha stimate circa 50.000, la metà stranieri, per il resto cittadini da fuori regione arrivati mascherati per trascorrere una giornata o un fine settimana nel clima del carnevale. Che finalmente siamo usciti dal nucleo centrale di questa pandemia e stiamo scendendo verso una normalità che ci riporta ad anni passati. Ma nonostante questo, evidenzia il rappresentante degli albergatori, la ripresa nel settore al momento non è come ci si aspettava. È un carnevale soprattutto per i turisti pendolari, è un carnevale poi che per metà è fisico, per metà è digitale, per cui è inevitabile che i flussi dei turisti pernottanti siano diminuiti, quindi al di là della tanta gente in città, in realtà gli alberghi non sono pieni. Hanno un tasso alto di occupazione nei weekend, in questo weekend siamo stati intorno al 70%, saliremo penso intorno all'80-85% nei prossimi weekend. Nei midweek, nei giorni feriali ovviamente i tassi di occupazione sono molto più bassi. C'è però un buon segnale. Ma quello che ci tranquillizza soprattutto è il mese di marzo, dove abbiamo tantissime prenotazioni in arrivo e poi c'è la Pasqua e poi c'è la Biennale, e questa pandemia che va scemando di giorno in giorno ci dice che si sta tornando verso una normalità. Ci vorrà almeno un anno per tornare probabilmente al 2018, però intanto è tornata la speranza e questa è una cosa fondamentale. Di ripresa, di una tendenza più marcata invece si può parlare per i porti del veneziano, da Venezia a Chioggia. Tiraria di ripresa nei porti di Venezia e di Chioggia, che nel 2021 hanno recuperato i traffici perduti durante il primo anno di pandemia. I dati resi noti dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale certificano per il capoluogo la movimentazione di oltre 24 milioni di tonnellate, per un quasi più 8% di volumi totali, in cui a far da traino è il settore commerciale, più 14%. Tra le rinfuse solide, che segnano il più 30%, i carboni fossili e le ligniti hanno totalizzato un più 105%, i prodotti metallurgici il più 42%. Meno bene i cereali e le derrate alimentari, che perdono rispettivamente il 18 e il 5%. Anche le rinfuse liquidi hanno registrato una leggera sofferenza, stimabile quasi al 2%. Sempre a Venezia nel 2021 il settore container ha perso 15.250 TEU, meno 2,8%, un dato condizionato dal rialzo dei noli marittimi e dal bilanciamento tra container pieni movimentati in import ed export. Il porto di Chioggia ha superato la movimentazione di 1 milione di tonnellate, più 16,7% di volumi totali rispetto al 2020, in aumento sia le rinfuse liquide che solide. In crescita del 35% anche il general cargo. Naturalmente poi si è registrato anche un aumento significativo del traffico passeggeri, dei traghetti più 58% e delle crociere più 460%, un settore che era rimasto fermo nel 2020 che nel 2021 ha contato più di 31.000 croceristi. Riguarda tutti i settori, il caro bolletta, il caro energia, e riguarda anche i comuni. Un nuovo appello parte dal veneziano al governo. Abbiamo bisogno di fondi in uno dei decreti, sul decreto mille proroghe, sui decreti che stanno facendo, che stanzino con urgenza dei fondi straordinari. Serve un intervento urgente del governo, è un'emergenza vera che rischia di compromettere la ripresa economica e il volano rappresentato dal PNRR, spiega la vicepresidente dell'Anci Veneto e sindaco di Milano Maria Rosa Pavanello. Il tema del caro energia e delle materie prime come una valanga sta toccando tutti, oltre alle famiglie. Ora si rischia di mettere in ginocchio i comuni, gli impianti sportivi e il personale straordinario che dovrebbe essere assunto per attuare i progetti proprio in virtù del PNRR. Per far fronte all'aggravio dei costi dell'energia, con tutta probabilità si dovranno tagliare i servizi in corso d'anno, forse a cominciare dall'illuminazione in alcune aree.
Faccio un esempio di un comune come il mio, abbiamo circa una trentina di edifici pubblici, quindi abbiamo le palestre, le scuole, le sedi comunali che sono più di una, le ville. Dobbiamo intanto per le scuole di sicuro garantire il riscaldamento e poi abbiamo 5.000 punti luce, sono somme importanti. Noi abbiamo già visto che ci sono scostamenti attorno ai 500.000 euro per il primo semestre. Sono tanti, teniamo che arriviamo a scostamenti di 1 milione di euro. Dopo l'iniziativa Luci Spente contro il caro bollette, i sindaci chiedono che il presidente Draghi riesca a dare risposte la prossima settimana. Per i comuni serve un fondo di circa 1 miliardo. La situazione per i bilanci rischia di essere devastante. Se non vediamo delle azioni urgenti ne penseremo altre, però come vede è in tutta Italia il problema, cioè il problema riguarda tutti i comuni italiani. Siamo veramente molto molto preoccupati, però su questa cosa sinceramente se non ci sono le risorse non abbiamo modo di parare i colpi. Le abbiamo già usate tutte le cartucce che avevamo. L'ANCI promette altre forme di protesta se non arriveranno i fondi del governo. La cronaca ci porta nel Veneto orientale a Concordia Sagittaria per un party abusivo. Credevano di farla franca, pensando di organizzare rave party nella campagna di Concordia Sagittaria nella notte tra sabato e domenica. La festa invece è stata interrotta dalle forze dell'ordine prontamente intervenute nei pressi di un casolare poco lontano dal fiume Loncon. A tradire i partecipanti la musica alta e il via vai delle macchine. L'evento si stava svolgendo senza autorizzazione in uno stabile occupato all'insaputa del proprietario. Una settantina i giovani identificati, tutti denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. Fra loro i 5 organizzatori della festa che avevano scelto il luogo, fornito il materiale e l'attrezzatura musicale e pubblicizzato il ritrovo via social. Per loro si aggiunge la denuncia per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Verso mattina il questore insieme al comandante provinciale dell'Arma hanno deciso di intervenire con l'ausilio degli agenti del commissariato di Jesolo, la compagnia dei carabinieri di Portogruaro, il nucleo operativo radiomobile e il 4° battaglione Veneto. In cielo anche l'elicottero del 10° reparto volo della polizia, un dispiegamento che ha permesso di far cessare la festa senza disordini. Le indagini sono coordinate dalla procura di Pordenone. Ancora polemiche sui nidi comunali a Venezia, in particolare per l'assistenza ai bimbi diversamente abili. La UIL va all'attacco. Il bimbo diversamente abile ha un diritto diverso in caso di sciopero? La domanda al Comune di Venezia la rivolge il segretario generale della UIL FPL del Veneto, Mario Ragno. Lo sciopero in questione è del 15-16 febbraio ed è stato indetto dalla FISI, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. Non vi aderiscono né la UIL né la CGIL, da tempo impegnati in un braccio di ferro con Cafarsetti sui nidi comunali, ma le disposizioni di servizio indette per quei giorni proprio ai nidi comunali non piacciono per nulla. Il regolamento comunale del Comune di Venezia per i servizi dell'infanzia prevede un rapporto numerico 1:6, un educatore e 6 bimbi, e prevede l'aggiunta di un educatore in caso di presenza di bimbi, di un bimbo diversamente abile. Non si capisce perché il 15 e 16 di febbraio, in occasione di uno sciopero di un sindacato autonomo, questo non venga mantenuto, quindi non ci sarà il personale di sostegno per il bimbo diversamente abile. Mario Ragno ha espresso le sue perplessità in una lettera aperta indirizzata alla dirigente alla pubblica istruzione del Comune di Venezia, al direttore e all'assessore del personale e, per conoscenza al sindaco, a tutto il personale educativo e ai rappresentanti dei genitori. Questo significa che il Comune di Venezia non rispetta nemmeno le regole che si dà. E nel caso dei bambini diversamente abili, togliergli il sostegno in alcune giornate, come quella dello sciopero, crediamo che sia un segno di inciviltà. Non solo Carnevale, a Venezia nel weekend si è incoronata anche la nuova Miss Italia. Conosciamola. Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia. È una vittoria inaspettata, un percorso molto lungo ma tanto bello. Miss Italia posso dire realmente che è una famiglia e lo auguro veramente ad ogni ragazza come percorso, al di là della vittoria. E soprattutto vorrei dire una cosa in particolare, dedico questa vittoria a mia madre che mi ha sempre sostenuta tutta la vita.
Zeu, di 20 anni di Napoli, modella con una grande passione per il calcio, studia sociologia all'università. Si è imposta su Gabriella Bagnasco della Basilicata e la conterranea Lorena Tonacci. La finale del concorso, rimandata a causa Covid, è stata trasmessa in live streaming da Cavendra Mincalergi, sede del Casinò. Venezia è il luogo della bellezza del mondo e quale miglior modo per lanciare delle bellezze italiane, le donne che hanno dimostrato ancora una volta di essere veramente il futuro del mondo. È piena di sorprese, molto divertente, diversa ovviamente da tutte le altre, e questi anni sono stati molto duri col Covid. Una Miss Italia in ritardo, una Miss Italia sofferta ma bellissima. La nuova Miss Italia era giunta al concorso col titolo di Miss Napoli, sua città natale. Durante l'evento è stata protagonista involontaria di un errore grossolano. Il suo nome infatti era finito nella busta della prima eliminata dal terzetto finale. Poi è seguita la correzione con il nome giusto, quello della Tonacci, e l'incoronazione. Un'esperienza che porterà nel cuore, dice, così come il rapporto instaurato con le altre concorrenti. Alle ragazze dico che sono state fenomenali, dico che ho creato un'amicizia con loro incredibile e che continuerà. E ecco perché Miss Italia mi ha regalato tanto, mi ha regalato questo legame qui. Lo sport, il basket, deludente la Reyer al Tagliercio. Complimenti a Varese perché ha condotto praticamente per tutta la partita. La nostra è stata una partita veramente deludente sotto tutti i punti di vista. Dopo l'ottima prestazione in Eurocup arriva la sconfitta della Reyer contro Varese per 82-93. Coach De Raffaele esprime delusione amara per una partita giudicata remissiva con poca reattività ed energia. Abbiamo offerto veramente uno spettacolo dello quale dobbiamo scusarci, io per primo come responsabile di questo gruppo. Onestamente non so e non capisco perché non abbiamo mai avuto una reazione al di là del fare poco canestro, ma non puoi giocare una partita dove subisci 16 rimbalzi offensivi, dove ogni uno contro uno è un canestro senza spendere un fallo. Quindi ripeto, una partita molto deludente. Nonostante i successi recenti a livello europeo, l'Umana Reyer non riesce a ingranare la marcia in campionato. La sconfitta dovrà essere analizzata, anche se non c'è molto tempo, perché martedì c'è già un'altra partita difficilissima di Eurocup. Le preoccupazioni per De Raffaele sono concrete. È fuori di dubbio che è un gruppo che non riesce ad avere in questo momento costanza di rendimento, ma soprattutto di tensione agonistica per capire il senso di urgenza che il campionato italiano ci mette di fronte e quindi giocare con un'umiltà necessaria per poter affrontare queste situazioni con squadre che invece giocano con spesso il doppio dell'energia. Vi ricordo in ultima battuta che dal 9 di marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est troveranno spazio in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TN Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire la nostra informazione, quindi l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, sarà sufficiente a risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Il 10, lo ripeto, per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. Vi ricordo anche il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà come sempre diffuso a Ring, la trasmissione di prima serata in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Over 50 non vaccinati a casa senza stipendio, è giusto? Ve lo chiediamo come sempre in maniera molto franca e diretta. Se sì, 0422 1626 691, se no non è giusto a vostro giudizio. 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, diteci la vostra, stanno arrivando migliaia di telefonate. Sempre a Ring questa sera gli ospiti di Avarino saranno Nicola Atalmi della CGIL, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Gianangelo Boff della Lega Trevigiana. Si parlerà poi del super bonus, del pasticcio del super bonus con Enrico Zanetti, ex vice ministro all'economia, e con Nicolò Capuzzo, imprenditore. E ci sarà poi un focus specifico sul veneziano. Abbiamo parlato prima di porti, ma c'è tutto il settore della
della crocieristica in grosso affanno, con Avarino, Vladimiro Tommasini e Antonio Velleca, che sono portabagagli e sono poi rappresentanti sindacali del comparto. Con loro anche Ilaria Marchiori, giornalista dei Media Nord-Est. È tutto anche per questa edizione veneziana. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso c'è il meteo. Buona serata. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. La giornata di martedì 15 febbraio sarà bagnata dalla pioggia, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, con tempo in prevalenza instabile. Precipitazioni diffuse con locali rovesci, specie sulle zone più centro-settentrionali della nostra regione, ma in esaurimento nel pomeriggio e in serata a partire da ovest. Nelle prime ore possibile neve o pioggia mista a neve fino a quote collinari. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge diffuse ovunque, localmente potranno essere anche di forte intensità, migliora poi nella notte. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 7-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo maltempo con precipitazioni anche nevose fino a 400-500 metri, in rialzo poi sui settori prealpini fin verso i 1000 metri, ma fenomeni in graduale cessazione nel corso delle ore. Temperature minime sotto lo 0, massime infine sui 6-8 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.